Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1 per un nuovo spazio di approfondimento in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo per presentare candidati e programmi delle varie forze in corsa naturalmente nei collegi del nostro territorio. Quest'oggi il nostro ospite Franco Conte, 65 anni, di Resana, senatore uscente, candidato capolista con Noi per l'Italia UDC nel collegio plurinominale Veneto 1 per la Camera, quel collegio che comprende la provincia di Venezia, capoluogo, San Donà, Chioggia, ma anche parte della provincia di Treviso, in particolare della Castellana, 11 comuni di quest'area che poi è quella proprio del senatore Franco Conte, essendo lui originario e residente a Resana. Ben trovato Franco Conte. Grazie, buonasera. Partiamo da un tema che so essere caro a Franco Conte, non fosse altro per la sua professione. Lei è insegnante, in questi anni di attività parlamentare si è occupato anche per questo proprio spesso di temi legati all'istruzione e su questo vuole concentrare ancora il suo impegno in Parlamento. Sì, io ho avuto la fortuna, la chiamo così, di poter essere inserito nella Commissione Istruzione, Università, Ricerca e Cultura del Senato, che si è occupata in modo precipuo per buona parte dell'attività di questi 5 anni alla riforma della scuola, prima con la legge 107, approvata a luglio del 2015, successivamente con 8 decreti attuativi e successivamente ancora con le circolari applicative di questa legge 107. È stata non una riforma radicale della scuola, ma una riforma soprattutto di tipo amministrativo, che ha introdotto alcune innovazioni. Io ne cito una in modo particolare, che è quella che ritengo sia un punto qualificante della riforma, che è quella che riguarda l'alternanza scuola-lavoro, dove ci sono sicuramente anche delle lacune, delle cose da migliorare, ma ci sono soprattutto in provincia di Treviso, soprattutto nel nostro Veneto, ci sono state delle bellissime esperienze e non solo per gli istituti tecnico-professionali, dove si è più facilmente portati a pensare a un inserimento nel mondo del lavoro, ma per esempio anche per i licei, e noi saremo poco propensi a pensare che gli studenti di un liceo possano essere impiegati anche nel tema dell'alternanza scuola-lavoro. Invece ci sono tantissime possibilità e la provincia di Treviso, devo dare merito a questi nostri istituti, la provincia di Treviso ha in questo settore delle eccellenze. E dopo cito un altro tema che per me è molto importante. Ecco, la legge sulla scuola ha previsto anche una serie di finanziamenti per l'edilizia scolastica. Noi abbiamo in tutta Italia un patrimonio di edilizia scolastica abbastanza obsoleto, che ha bisogno di interventi di messa in sicurezza, che ha bisogno di ampliamenti, perché ci sono edifici che non sono sufficientemente capaci di recepire quelle che sono le domande di iscrizione, e quindi l'aver messo a disposizione risorse, proprio come nuove risorse, sotto forma di contributi, ma anche aver dato la possibilità ai comuni, che magari avevano risorse proprie, ma che erano state per anni bloccate dal vincolo del patto di stabilità, ecco, sono state smobilizzate e quindi messe nella disponibilità. Sono partiti quindi molti cantieri in provincia di Treviso, in Veneto e tutta Italia. Franco Conte, lei citava lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro, uno strumento pensato con l'obiettivo proprio di avvicinare il mondo della scuola e quindi i giovani, le famiglie, le loro aspettative e aspirazioni a quello dell'impresa, ai profili ricercati dalle nostre imprese, anche per uscire un po' da quel paradosso di cui abbiamo sentito anche in questi ultimi mesi, di una disoccupazione giovanile elevata, ma di imprese che faticano
riescano poi a trovare i tecnici, gli operai specializzati, gli addetti di cui hanno bisogno. Uno strumento che però ha suscitato anche diverse polemiche. Insomma, di recente c'è stato anche un appello del presidente degli industriali di Cuneo appunto a frequentare corsi di studio più vicini alle esigenze delle imprese. La risposta è stata: ma alla fine non si può assoggettare la scuola solo alle esigenze dell'economia, insomma la cultura ha un valore in sé. Ecco, un equilibrio difficile. Lei proprio da addetto ai lavori come la vede? Beh, l'equilibrio è molto difficile. Allora, all'interno del mondo scolastico noi abbiamo due tipi di formazione. Uno è quello relativo alla cultura generale e un altro è quello della formazione specifica che prepara lo studente all'inserimento nel mondo del lavoro. L'alternanza scuola-lavoro ha cercato di semplificare, di agevolare e fare in maniera che venga superato un limite della scuola italiana riconosciuto a livello europeo. Il limite è quello che porta a riscontrare che molti degli studenti che escono dai nostri istituti professionali o dai nostri istituti tecnici non sono sufficientemente preparati per l'inserimento immediato nel mondo del lavoro. Un motivo è anche legato al fatto che molto spesso i laboratori delle scuole, perché l'attività scolastica molto spesso veniva svolta nei laboratori, usano delle attrezzature, delle apparecchiature che sono obsolete, quindi non in linea con quelle che sono le moderne, le attuali attrezzature delle nostre imprese. E quindi avere la possibilità per uno studente di inserirsi in un ambiente di lavoro, prima di tutto lo fa conoscere da un punto di vista anche delle regole che sono da rispettare, dei diritti ma anche dei doveri che ha un lavoratore una volta che entra nell'impresa. Quindi c'è questa possibilità appunto dell'esperienza diretta, finalizzata, come dicevo prima, a migliorare la professionalità dello studente in uscita dalla scuola professionale. Diversa è la situazione per quanto riguarda i licei, perché normalmente il liceo è propedeutico all'iscrizione all'università. Non per questo però è meno importante l'esperienza che uno studente può fare, e dicevo prima ne abbiamo viste molte in provincia di Treviso in Veneto, per esempio studenti di liceo che fanno le guide nei musei, che fanno assistenza nelle biblioteche, che collaborano negli uffici comunali o dell'ULSS o di altre strutture pubbliche. Ecco, sono esperienze anche semplicemente di contatto con il pubblico, che non è il compagno di classe, che non è l'insegnante, ma è un pubblico utente di un servizio pubblico. E quindi credo che sia fondamentale anche questo tipo di esperienza. Diverso è invece un altro aspetto, che è quello di cercare di incrociare la scuola col mondo del lavoro. In che senso incrociare? Cioè fare in maniera tale che le possibilità di impiego degli studenti in uscita effettivamente siano reali. Molto spesso il dimensionamento scolastico non viene fatto sulla richiesta del mondo del lavoro, ma viene fatto sulla disponibilità dei singoli istituti, disponibilità di posti proprio in questo senso intendo dire. Questo vale soprattutto per l'università. Noi abbiamo il numero chiuso che per me è da superare, ecco questo credo che sia uno degli obiettivi da perseguire nella prossima legislatura. Il numero chiuso delle università, perché è chiuso? Perché si prende atto che la singola struttura universitaria può ospitare un numero massimo di studenti. Noi tra qualche anno avremo in Veneto una carenza di medici e non ci sono studenti in numero sufficiente iscritti alle università venete, quindi vuol dire che avremo medici che verranno da altre regioni oppure anche, sicuramente succederà, medici stranieri che vengono a lavorare in Veneto e in Italia, proprio perché il dimensionamento non tiene conto della necessità del territorio, ma tiene conto della disponibilità della singola struttura universitaria. Ecco, su questo credo che sia necessario cambiare un po' l'impostazione. In conclusione, un'ultima battuta, Franco Conte, sul tema scuola-istruzione, perché noi fino adesso ci siamo, per così dire, rivolti alle scuole in genere pubbliche, però c'è anche tutta la partita delle scuole paritarie che proprio in provincia di Treviso e nel Veneto è molto sentita, molto diffusa. Sì. Ecco, noi abbiamo circa il 60% dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e le scuole materne venete che frequentano le scuole paritarie e non le scuole comunali o le scuole statali. Purtroppo tutte queste istituzioni scolastiche
si trovano in grossa difficoltà da un punto di vista finanziario, possono contare, e questa è una risorsa grandissima, possono contare sul mondo del volontariato, cioè quello delle famiglie, delle parrocchie, di altre istituzioni che sostengono le scuole, però deve fare di più lo Stato. In questa legislatura siamo riusciti ad aumentare il fondo della disponibilità, però non siamo arrivati ancora a mettere a disposizione quella che è la necessità delle nostre scuole. Cito solo un dato. Il costo di un bambino che frequenta una scuola paritaria per lo Stato è circa 1/10 di quanto lo Stato spende per un posto nella scuola pubblica. E allora credo che se riuscissimo semplicemente a raddoppiare, non dico a portare alla pari, semplicemente a raddoppiare questo costo per lo Stato in termini di contributo, avremmo risolto quasi totalmente il dramma finanziario delle nostre scuole paritarie. Grazie a Franco Conte, candidato capolista alla Camera, Collegio Veneto 1, Venezia e Castellana, per Noi per l'Italia. Grazie. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.